penso sempre, perché io potrei anche non farlo il teatro, insomma, ma amo talmente il palcoscenico, dal più grande teatro al più piccolo, ma no, ho bisogno di... Dice, ma quanti anni tenete? Ma a parte che sono fatti vedere, ma io sul palcoscenico ti do ancora soddisfazione, poi mi tiene vivo. Sì, è un attimo, lo so. È stato un momento in cui ho capito che ce l'avevo fatta, ma subito, quando sono entrato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma. Avevo 20 anni, 21 anni, mi hanno accettato, mi hanno preso, ho superato gli esami, cioè, perché si entra all'Accademia ancora oggi, è durissima, ci sono 20 posti all'anno, che in genere la domanda sono 1.500, e allora venendo dal paesello tu ti rendi conto, gli hanno pigliato proprio a me che sono nato a Ascoli Satriano, provincia di Foggia, non ci pensavo. Però sapevo che al momento che avrei superato il portone dell'Accademia, poi dipendeva tutto da me, dal mio studio, dalla mia serietà, dalla mia voglia e passione di fare. Un veleno per Gaspare arrivava da fuori a Lucciardone. Vini da Monreale, così dissero tutti. Ma che strada fece la streccanina per arrivare fino alla cella di Gaspare? E chi gliela diede a tradimento? Giuro che non lo saccio. E lì ho capito che ce l'avrei fatta, ma non ho avuto mai dubbi. E poi tanto è vero che io ho subito lavorato con grandi registi, subito, dopo 1 anno, 2 anni. Ti avevo detto di non venire. Tengo l'acqua sul fuoco. Vincenzina, ieri ti ho baciata. Ma che dici? Quando? Ieri. La porta era aperta. Tu stavi di là. Dormivi. Però pareva che mi dicevi non avere paura. Vieni avanti. E io ho obbedito. E ti ho baciata. Ma piano piano. Dolce. Ma che sei impazzito? Questa via. Io dormivo, non sapevo. Che vergogna. Vattene via da questa casa, esci! Non ti voglio vedere mai più, infame! Sì, sono impazzito! Vieni qua! Sei in uno stato di incontrollabilità! Non so più quello che faccio! Dio mio! Mamma mia! Sì, mamma mia, hai avuto quello che ti meritavi, Pirla. A quale personaggio sono legato di più come attore? Beh, ce ne sono tanti. Devo dire, io ho lavorato con grandi maestri, con Mario Monicelli, appunto con Marco Bellocchio, con i fratelli italiani, con Francesco Rosi, con, si può dire, quasi tutti il cinema italiano degli anni '80, insomma, che era il cinema che aveva... Ultimamente ho fatto Viva l'Italia, un film in cui interpretavo un onorevole, un film di Massimiliano Bruno. A quello sono legato molto perché mi ha rinnovato, diciamo, anche nella veste del personaggio, che è un personaggio brillante, amaro, con tanti colori. Scusate, al ristorante, quando arriva il cameriere col conto, voi ve lo leggete quello che c'è da pagare oppure no? Voglio dire, preferite scegliere voi quello che dovete mangiare o vi accontentate di quello che vediamo noi? Perché se non l'avete ancora capito, qua noi stiamo a rifare l'inciucio, come con la bicamerale, come col compromesso storico. Fatevelo raccontare il compromesso storico, parlo ai giovani qua, dai vostri genitori, cos'è stato. E anche in questo momento,
Noi stiamo decidendo cose grosse, senza chiedervi il permesso. E voi che fate? State zitti così. E allora? Voglio dirvi una cosa. Per conservare la vostra identità come cittadini in questo paese, dovete pretendere di inserire un nuovo articolo nella Costituzione. L'articolo 140, che dice: tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la verità. Se accetterei un incarico istituzionale per dare il mio contributo al cinema o al teatro italiano, non lo so, perché a me piace essere indipendente, cioè nel senso poi produrre direttamente o prendere un incarico, diciamo lo stabile di teatro di Napoli importante, il Mercadante o a Roma, il Valle, ma non è faticoso, è molto. Io mi considero soprattutto un artista che gli piace semmai essere commissionato, cioè mi si dà un incarico per una stagione, per quel determinato film, ma essere io appunto alla direzione di un teatro, alla direzione anche del Ministero delle produzioni cinematografiche, non credo di essere all'altezza, perché poi non so fare manco i conti, per cui là bisogna avere un impresario, ci vuole gente che ha veramente ne sa di finanza, ecco, per far quadrare i conti. Tu chiagni solo si nessuno vera e strilla solo si nessuno senta, ma non è acqua, sangue, niente pena, Carmela. Sono nato in un piccolo paese della provincia di Foggia, Ascoli Satriano, per cui è un paese, un piccolo paese legato alla cultura poi beneventana, per cui da noi si parla un dialetto napoletano, cafone se vogliamo, eccetera. E i miei riferimenti erano molto più, per esempio, il teatro anche napoletano. Edoardo è stato il maestro di tutti noi che amavano il teatro napoletano. Io sono un grande, andavo a vedere Peppino De Filippo, Edoardo, ma Nino Taranto, ma ero un ragazzino naturalmente. Si tratta di scegliere fra quello che una leggiude, perché i libri sono amici, si sceglie, ma si sceglie buono, perché se si sceglie malamente diventano nemici. L'arte della magia. Beh, sicuramente stiamo parlando, quando parliamo di Edoardo, parliamo di cultura napoletana, ma di cultura internazionale, perché Edoardo è stato rappresentato ovunque, a Londra, in Russia, scherziamo. Per cui se io fossi nato a Belluno sarei... Ma penso di sì, perché non c'è una cultura... L'Italia ha 3 grandi lingue. Lasciamo da parte l'italiano, che è una lingua che non è al servizio dell'arte, perché i grandi testi, anche teatrali, Pirandello per esempio, è siciliano, per cui ha scritto nella lingua siciliana, addirittura nella lingua napoletana. Edoardo ha recitato il berretto a Sonagli. Quelle sono le grandi. Poi forse sì, c'è anche la lingua, la cultura veneta, Goldoni che porterò in giro quest'anno in teatro. Queste sono le 3 grandi lingue. Per cui, però il fascino che è poi la maggior parte dei premi Nobel, la maggior parte dei grandi scrittori italiani sono nati nel sud, fra la Sicilia e la Campania. Per cui che possiamo chiedere di più? Non ce lamentiamo. Il palcoscenico è sempre il mio luogo
Preferito perché mi piace il corpo a corpo col pubblico, che al cinema non c'è questo, al cinema è tutta tecnologia, è tutta tecnica, è tutta... sappiamo bene, no, come si gira, ci sono dei chuck, ci sono dei pezzettini, poi si montano, poi si portano al montaggio, il montatore va a cucire, si correggono degli errori, qua non puoi sbagliare. Ecco, se proprio vogliamo fare la riflessione definitiva, quando faccio il teatro dico questo è il mestiere e l'arte più bella del mondo, però quando giro come regista i miei film mi sento a casa, mi sento bene. Poi c'è di nuovo amore, ma dai, io non la posso recitare, me frega. Oh! Allora, prima diventi dura, poi diventi dolce, poi diventa... Cioè, però tutto questo è drammatico, non è mai una... È come quando si è ubriaco e incocainati, in cui non c'è un codice di comportamento un po' crudele, c'est un jeu très cruel, mais suel, pas vers lui. E après le dialogue, le choses. No, je suis pas Ogni grande regista porta con sé il suo mondo e io ho avuto sempre l'umiltà di assorbire la lezione. Quello è importante. Assorbire vuol dire avere sensibilità, poi certo bisogna avere pure il talento. E quando faccio poi le mie cose, tutto questo materiale mi ritorna in mente. Questo ricordo della mia adolescenza. Un pianoforte notte suona lontanamente e la musica si sente per l'aria sospirare. E l'una dormo ovico in coppa a sta nonna non poteva antica, ma è tanto tempo fa. Oddio, ma quante stelle in cielo, caria luce, come una bella voce vorrei sentire cantare. Ma solitaria e lenta se non moro motiva antica e si faccia cupa o viga rinda all'oscurità. E l'anima mia soltanto rimane a sta finestra e aspetta ancora e resta cantandosi a pensare. Se c'è una distinzione fra i ruoli drammatici e i ruoli comici, no. I grandi attori come la Magnani, come Totò, Edoardo, sono stati grandi attori comici e grandi attori drammatici, non esista. Io preferisco poi, se dovessi, quando io faccio i miei spettacoli, in genere prendo sempre attori di teatro che hanno tutte e due le maschere, sia la maschera drammatica che la maschera della commedia, ma io non faccio distinzioni. Sono qua. Cattani sicuramente, insomma, all'epoca, insomma, mi diede il grande pubblico non solo televisivo italiano ma anche europeo, ma scherziamo, assolutamente. Alcantara, Simeto, Anapo, Tellaro, Irminio, Acata, Oddirillo, Gela, Salso,
platani, poi c'è il Belice. Ma andate avanti a lungo il Belice. Perché ti sei fermato? Vai avanti, Antonio. Mazzaro, Eleutero, San Leonardo, Torto e Delia. Mary, hai sentito quello che ha letto Antonio? Allora, secondo te, la Sicilia è una terra ricca di fiumi? Sì, è ricca. Lo è. Tanti anni fa l'uomo ha distrutto le foreste. E allora l'acqua, come dire, quasi per paura, si è andata a nascondere nelle viscere della terra. E allora ci sono voluti i pozzi per tirare fuori l'acqua. E di chi sono questi pozzi? Giovanni, tu dove abiti? Ozen, Tu, Claudio? a Borgo Nuovo. Ce l'avete l'acqua? Voglio dire, d'estate, d'agosto ci sta. E anche d'inverno. Antonio? Viene a orario e di notte non c'è mai. Natale, ci sta l'acqua a casa tua? Non c'è, è vero? E lo sai perché non c'è? Lo sapete perché non c'è l'acqua? Perché in Sicilia c'è la mafia. E la mafia, negli anni, attraverso l'acqua, ha stabilito il suo dominio sulle campagne. E in nome dell'acqua ha ricattato, ha derubato, ha ucciso contadini, pastori, povera gente, i vostri padri, i vostri nonni. E poi sapete cosa ha fatto? Ha riempito quest'isola di cemento. Ci ha costruito dei quartieri senza alberi, dei quartieri per voi. Il CEP, lo Zen, Borgo Nuovo. Ma quello che è peggio vi ha modificato qui dentro, nella testa. Ecco perché tu adesso trovi giusto che Claudio sia punito. Ecco perché ti credi più forte di me. Ecco perché credi facendo questo di umiliarmi davanti ai tuoi compagni. Ma tu non sei più forte di me. No, lo sai cosa sei tu? Tu sei soltanto più vigliacco. Perché ci vuole più coraggio a essere un sette carati, con un padre ammazzato, un fratello in prigione, che essere uno come te. Ho imparato da Marcello Mastroianni. Mastroianni era uno che amava qualsiasi setta, anche quando si accorgeva di fare un film mediocre. Poi tanto che liti che fai, il film è quello, lo devi fare. Tanto vale dare una mano, semmai. Io quando faccio l'attore ubbidisco al regista. Proprio è una... Perché tanto so che se ti metti in contrasto, parlo di cinema, e non ottieni nessun risultato. A teatro, ma no, ma io ho lavorato con grandi maestri, con Strehler, con Rocconi, con Padroni Griffi, Lina Wertmüller, perché dovevo litigare con questi grandi personaggi? Erano miei maestri. C'hai, insomma, un momento. Oh, bella mia, dove ti sei cacciata? Senti, dove sei? Che vuoi fare? Vuoi venire a casa? Fai una cosa, che adesso ho degli amici, prendi un taxi che... Poi, quando hai preso il taxi, scusate, levati le mutandine, senza farti vedere dal tassista però, mi raccomando. Anzi, no, fai una cosa, fatti vedere, appena appena. No, sono indeciso, fammi riflettere. Bru, vengo subito. Sì, fai. Vedi, l'ultima volta, non lo so perché, ma non è andata bene. Io non ho capito perché, e allora ho fatto montare sul soffitto lì dalla camera da letto uno specchio gigantesco, che è una cosa enorme. E lui è fatto così, è scanzonato, è perfetto per il film, hai visto? Quasi 60 anni, neanche una ruga. Con il ragionamento che facevi tu, no? Quello sul personaggio che lui gli può dare più umanità, è importante. Sta guardando? Il progetto gli è molto piaciuto. No, io sono una bella preta, tosta, dura, che non si rompe mai. Io posso avere il nemico più acerrimo che viene lì con un martello, con una cosa che mi vuole scalfire. Io sto fermo.
cioè fermo nel senso i colpi non mi feriscono. Sono un muro, ma a me mi piace come una preta, che è bella in napoletano, mi piace essere una preta. Ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole di ogni giorno, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale, mettiamoci un papà, dandoti il braccio, e non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese, perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.